È l'11 novembre, buongiorno e ben ritrovati. Ieri è successo un po' di tutto anche a Ring, dopo ricordiamo alcuni passaggi, anche perché avevamo già anticipato l'ordinanza che poi di fatto oggi caratterizzerà questa giornata per Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna, ma la scopriamo alle 12:30, immagino ormai, quando ci sarà la conferenza stampa di Luca Zaia. Vediamo la tribuna: contagi, ultimatum al Veneto. Questo è quello che poi di fatto dice l'Istituto Superiore di Sanità ieri, con un cortocircuito di informazione per cui pareva che noi stessimo già passando in colore arancione, Veneto e il Friuli Venezia Giulia, cosa stracapita, come si dice in questo caso, cioè non è stata capita bene, è stata raccontata ancora peggio. Ma cos'era? L'appello era dell'Istituto Superiore di Sanità che dice: attenzione, queste 4 regioni, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania, dovrebbero avere delle restrizioni un po' prima del tempo previsto, perché poi si guarderà dal 17 novembre in avanti, con un nuovo cambio eventuale di colori. Questo dice l'Istituto Superiore di Sanità. Nel contempo gira la notizia dell'ordinanza di cui parliamo ormai da 2 giorni, che vogliono fare Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, e sembra che queste maggiori restrizioni siano quelle che vuole il governo, e quindi pare già, insomma, la solita cialtroneria a volte dell'informazione. Vi faccio vedere l'apertura del Gazzettino. Il Veneto anticipa la stretta. È il Veneto che anticipa la stretta, poi che la anticipi perché ha capito come butta è una cosa un po' diversa, ma noi praticamente decideremo quello che abbiamo capito, una ordinanza che è quasi come ci portasse in zona arancione, dove già c'è il limite allo spostamento tra i comuni, ma comunque ci si muove per lavoro, salute, anche fare spesa se non ci sono alcune forniture nel nostro comune, insomma quello che sappiamo molto bene, ma probabilmente inciderà più sul weekend. Poi arriviamo a questa ordinanza. Cosa manca? Il Corriere del Veneto. Veneto arriva una nuova stretta, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Poi c'è l'intervista del Premier Giuseppe Conte sul gruppo Gedi dalla Stampa in giù, poi sui locali, ma che guarderemo tra poco. Allora, cosa dice? Oggi arrivano queste nuove ordinanze, ma il problema e la paura più che altro è quella legata a un nuovo possibile lockdown, a un nuovo possibile DPCM, scusate, che potrebbe arrivare nel weekend, del quale si vocifera ormai da ieri, e che il Premier oggi in questa intervista appunto di Massimo Giannini sul gruppo Gedi sulla Stampa smentisce, o meglio cerca in qualche maniera di scongiurare, o meglio in tutte le maniere di scongiurare. Il lockdown avrebbe un costo altissimo. Ecco, non giriamoci attorno, mi faccia capire subito una cosa: il 15 novembre avremo il lockdown nazionale? Glielo dico con chiarezza, dice Conte, stiamo lavorando proprio per evitare la chiusura dell'intero territorio nazionale, monitoriamo costantemente l'andamento del contagio, la reattività e le capacità di la solita supercazzola. D'altronde cosa volete che possa dire un premier che sta facendo di tutto, dice lui, per evitare ovviamente questo lockdown? Non è che può dirci: guardate, fate i bravi, oggi passate in arancione, è come se passassimo in rosso altre regioni o in arancione, ma tanto da lunedì siamo tutti rossi. C'è poco da poter prevedere. È chiaro che abbiamo appena inserito questo sistema con la critica, con i famosi criteri, e dopodiché diventiamo tutti rossi. Allora vuol dire che davvero non c'è una ratio in tutto questo, ed è meglio, forse, domanda che fa anche Massimo Giannini, so che poi fa incazzare tutti quanti, prevedere un lockdown. Allora noi diciamo, come sosteneva l'immunologa Viola, dal 15 al 30 di novembre siamo chiusi, poi se sarà necessario, se si rialza la curva, speriamo di no, saremo chiusi dal 15 al 30 gennaio, dal 1 al 10 febbraio, quello che è. Cioè prevedere per non vivere di questa agonia, perché poi il risultato sarà che molte imprese, sono imprese e famiglie anche quelle, come i ristoranti, stanno chiusi, invece di 10-15 giorni ne stavano chiusi un mese e mezzo. Poi questo è il ragionamento. Comunque su questo ovviamente non è che Conte segue la linea della provocazione proposta di Giannini, di cui abbiamo parlato più volte. Un paio di cose molto veloci. Quindi questa nuova ordinanza di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, ne parlerà Zaia, immaginiamo, alle 12:30 nella sua consueta diretta, sulla quale c'era la consegna del silenzio, nessuno poteva parlare. Anche ieri sera l'assessore di Padova Diego Bonavina aveva paura a scucire alcune parole, ma così dovrebbe essere, in modo che nel weekend sia vietato spostarsi dal proprio comune, tranne
che per le solite cose ovviamente che sono consentite, salute, lavoro e via dicendo, ma per la famosa passeggiata si resta nel proprio comune, con alcune per evitare per esempio che tutti anche dal Carso scendano per fare la camminata a, come si chiama, a Barcola, che tutti dalla provincia di Treviso vogliano magari andare a prendersi lo spritz in centro a Treviso, da Padova e non solo vadano a camminare sugli argini, oppure tutti sui colli a Padova, cioè un po' le logiche, le dinamiche delle province che conosciamo. E c'è giustamente Bonnet ieri sera poneva un quesito ai governatori: ma io abito a Castelfranco, dice Marco Bonnet, era ospite, un amico del Corriere del Veneto, io abito a Castelfranco, 35.000 abitanti, e andiamo al castello in piazza, e cosa facciamo? Siamo tutti lì, non possiamo muoverci per andare a fare la passeggiata da un'altra parte, magari in montagna, all'aria aperta e da soli. Certo che se vanno tutti sullo stesso sentiero cambia poco l'effetto, ma siamo a Castelfranco, da qui non possiamo muoverci, e cosa facciamo? Domenica o sabato domenica siamo tutti o al castello o appunto in piazza, e allora è peggio, perché alla fin fine l'assembramento si crea lo stesso. Voglio dirvi soltanto un paio di cose velocissime. C'è anche un ottimo Crisanti di giornata, ma dopo ne parleremo. È molto bella, sì, l'intervista che fa Paolo Possamai, il direttore del gruppo Gedi del Veneto, dei quotidiani, a Roberto Rigoli. Perché intanto denota uno stile differente, completamente differente di questo uomo, ma noi lo conosciamo molto bene, spesso ospita le nostre trasmissioni, e dice: i tamponi rapidi, efficaci e necessari li usano in tutti i principali paesi. Poi ripercorre tutto quello che sta facendo, e la differenza al fatto che vadano a cercare i diversi ceppi di questo virus presenti in Veneto, ma sono tutte cose che ci aveva già detto. Cosa svela però? Il fatto che qualcuno, avendo criticato i tamponi rapidi, ha fatto un danno enorme, e la gente li sta rifiutando e vuole solo il molecolare con tempi molto più lunghi. Insomma, è bella questa intervista di Paolo Possamai, leggetevela. C'era poi un altro aspetto con il Crisanti ancora alla Camera, che dice usiamo i tamponi rapidi per fare lo screening e i tamponi molecolari per poi fare l'uscita, quindi il tampone di uscita da questo incubo del virus cinese. Bene, Crisanti ora dice di usare i test rapidi, quando ricorderete una settimana fa diceva che erano inattendibili e che 3 su 10 sono sballati. Questa è la ricostruzione, diciamo l'ultima di Crisanti. Vi faccio vedere l'ultima cosa che riguarda la politica: il gran rifiuto di, come raccontava Dante, il gran rifiuto di Boron per quanto riguarda la presidenza della sesta commissione al Palazzo Ferrofini. Quindi io ero quello che seguiva la sanità, non vado a fare il presidente della commissione cultura. Fabrizio Boron, più votato dalla lista Zaia di Padova, che però con questo rifiuto perde lui 2.400 euro al mese, e queste sono cose bene da ricordare per chi dice, no, della politica che è fatta solo per la poltrona e per chi vuole qualche soldino in più. È una cosa rara, però così facendo Boron fa arrabbiare la Lega, perché rifiuta di prendere un'altra commissione a Palazzo Ferrofini, del Parlamentino, cioè di seguire la cultura e il turismo, perché lui è uomo che ha seguito la sanità e quindi quel tema sa. Quella presidenza di commissione è già stata assegnata e Boron rifiuta. Rifiutando, ricordo, perde questi soldini, ma soprattutto Padova perde questa possibilità di avere un uomo alla guida di una commissione come quella appunto di turismo e cultura, e quindi sarà assegnata a qualcun altro. Ieri molto candidamente ha detto: ho impegni personali, Boron, e ha rifiutato, e quindi adesso una bella gatta da pelare, da affrontare. Ci vediamo domani con Ring, come sempre invece poi sul sito ferdinandavarino.it. Grazie davvero per tanti che lo stanno scegliendo. Oggi vi faremo vedere un'altra cosa, tra poco un video di un avvocato che era ospite ieri sera a Ring, e dice: le storture del DPCM, non si sa neanche quali sanzioni adottare. Ne parliamo più tardi. Ciao!